Buonasera a tutti. Oggi abbiamo deciso come Partito Democratico di fare un'iniziativa un po' particolare. Abbiamo approfittato del direttore dell'Unità per fare un gesto simbolico ma quanto mai significativo in un momento particolare per la nostra industria e per il nostro paese, e siamo andati alla portineria dell'acciaieria e abbiamo messo nella bacheca delle varie sigle sindacali l'Unità. Credo che questo, al di là del gesto, al di là dell'aspetto simbolico di questo passaggio, sia un modo importante per provare e cercare di far ripartire la politica in questo Paese e riportare la politica nei luoghi di discussione e riportare la politica fra la gente. Oggi abbiamo deciso di continuare questo tipo di esperienza proprio venendo nella piazza e cercando di instaurare un nuovo rapporto con la piazza. Allora queste sono iniziative che da qui in avanti nei prossimi giorni vorremmo ripetere con frequenze più regolari, per provare così in un momento particolare, il momento in cui la politica non è proprio al massimo dello splendore, in cui tutti hanno qualcosa da ridire, noi vorremmo far vedere che la politica è fatta di gente normale, di gente che lavora, di gente giovane, e per questo noi vorremmo dare un significato particolare alla giornata di oggi. Noi abbiamo fatto un passaggio nella fabbrica e quindi il lavoro che è un qualcosa che deve essere il carattere determinante per una società, e poi vogliamo ripartire dal lavoro e dai giovani, quindi il nostro passaggio di oggi dalla fabbrica e poi dai giovani che oggi qui rappresentati da questi ragazzi faranno delle domande al direttore, faranno delle domande ai referenti politici locali e nazionali e al direttore dell'Unità. Quindi io non voglio togliere altro spazio a questa iniziativa, vorrei lasciare la parola per una breve introduzione a Silvia Velo e a Valerio Fabiani e poi passiamo alle domande. Va bene, io non vi vedo ma so che ci siete, vi ringrazio per essere presenti questo pomeriggio qui in una piazza intitolata al fondatore del giornale che abbiamo appena affisso alla bacheca del principale stabilimento siderurgico di questa città. E io voglio innanzitutto, oltre a ringraziare voi, ringraziare, e vorrei che lo facessimo insieme, le ragazze e i ragazzi dei Giovani Democratici che hanno attivamente pensato e partecipato a questa iniziativa, Mirko Lami e con lui le organizzazioni sindacali con cui appunto abbiamo organizzato questo gesto che, come ha detto Daniele prima di me, è un gesto carico di significato non soltanto per la storia gloriosa di questo giornale, che pure ha un peso, ma non l'abbiamo fatto con la testa rivolta all'indietro, ma abbiamo provato a farlo e a dargli questo significato guardando in là, perché quel giornale che è stato nei decenni dalla clandestinità ad oggi un simbolo anche del movimento operaio, della lotta per i diritti dei lavoratori, è anche uno dei pochi giornali, devo dire, che in mezzo a questo conformismo dilagante ostinatamente ha continuato ad occuparsi di lavoro, di crisi economica e di crisi sociale, e in un territorio, e io penso che sia indispensabile che da un territorio come il nostro, che ospita il secondo polo siderurgico italiano, che è intriso di cultura e di civiltà del lavoro, debba arrivare anche un grande grazie a questo giornale, a chi ci lavora e al suo direttore, che lo ringraziamo anche per essere qui con noi, Claudio Sardo. Io non voglio aggiungere molto altro, questo per noi è anche un modo per riaccendere i riflettori su una vicenda complessa
che ci vede impegnati ogni giorno, ma che non tutti i giorni trova ospitalità sui giornali, nel dibattito, e in un dibattito pubblico nel quale sembra di essere passati da una discussione sulle escort e le notti di Arcore a quella sui costi della politica e dei partiti. Benissimo, ma c'è un pezzo d'Italia che non racconta nessuno. C'è un pezzo d'Italia che è in crisi e che è anche lo straordinario motore su cui vogliamo tornare a scommettere, a partire dall'apparato industriale di questo Paese, del quale tristemente sono sempre in meno ad occuparsene, e che ci parla di industria, di politiche industriali, di assenza di politiche industriali adeguate, in un mondo nel quale ciascun Paese, anche quelli europei, e forse con una eccessiva dose di egoismo e sicuramente con uno scarso sentimento europeista, se ne occupano e si organizzano su questo punto. Un Paese dove politiche industriali ormai non se ne parla nemmeno più da tanto tempo, ma ci parla anche di diritti del lavoro, dei lavoratori, e in questo senso, insomma, di un lavoro che è cambiato. In questo senso noi abbiamo chiesto ai giovani di partecipare a questa iniziativa, perché pensiamo che superato anche il dibattito delle settimane scorse sulla riforma del mercato del lavoro, il punto debole su cui dobbiamo intervenire è esattamente il pezzo che riguarda quelle nuove generazioni che entrano nel mercato del lavoro forse con un'incertezza che non hanno mai conosciuto. E io vorrei che questa nostra chiacchierata, questo nostro incontro servisse anche a questo, a riposizionare l'agenda della discussione di questo Paese sui temi più seri dei quali la politica si deve occupare. Se c'è un modo per riacquistare credibilità agli occhi di tutti noi, della gente che guarda a noi, io credo questo: smetterla di inseguire il populismo e la demagogia e tornare a parlare di lavoro, di industria, di attività produttive e di come appunto si prova a delineare una via d'uscita dalla crisi per questo Paese. Noi faremo la nostra parte e daremo certamente il nostro contributo. Grazie a tutti. No, io ho solo due parole, perché poi voglio sentire Claudio, voglio sentire i ragazzi, vorrei sentire i ragazzi, i giovani democratici. Io ringrazio il direttore dell'Unità perché è qui non solo oggi, ma è arrivato questa mattina, è venuto con noi in fabbrica, ha fatto una visita alla città, all'autorità portuale, quindi come dire non solo un passaggio frettoloso e formale. E vi assicuro, ho trascorso queste ore con lui, non è facile per il direttore di un grande giornale assentarsi dalla redazione per una giornata intera. Oggi una bella giornata per chi rappresenta le idee, i sentimenti della sinistra, con la Francia che è uscita da un primo turno che ha visto uscente Hollande. Dico solo appunto che lo ringrazio perché ha voluto essere qui non solo per la nostra iniziativa al giornale, credo, ma anche per quello che la città rappresenta. E noi lo salutiamo, e lo saluto associandomi alle parole di Valerio. È una fase difficile ma anche interessante della politica, una fase difficile perché, come dire, un pensiero dilagante vede l'affacciarsi di un sentimento ormai diffuso anche tra la nostra gente di antipolitica, di ostilità ai partiti, di ostilità alle organizzazioni, ai corpi intermedi. Al tempo stesso è un momento in cui la globalizzazione, la finanza, i mercati internazionali rischiano di travolgere tutto ciò che può essere la rappresentanza dei cittadini. In un momento in cui ci vorrebbe più politica per difendere i cittadini e soprattutto le fasce più deboli della popolazione nei confronti
di quello che succede sui mercati, di quello che ci può travolgere, la politica è debole, è più debole per sua colpa, ma io penso non solo per sua colpa, ma anche perché in questo momento appunto avere un corpo sociale non rappresentato, cittadini che da singoli organizzano i loro interessi e le loro eventuali proteste, fa bene a una certa idea dell'economia, a una certa idea della finanza. Io credo che anche in questo rientri il gesto antidemocratico, incivile, ingiustificato, ingiustificabile che alcune aziende hanno scelto di togliere l'unità dalle bacheche. Togliere un giornale che non è che è un giornale schierato, ma che è un giornale che fa informazione, lo fa stando dichiaratamente da una parte, ma lo fa con argomenti seri, con approfondimenti, con professionalità. È un giornale che per questo può dare fastidio e proprio per questo è un giornale, non solo per l'affetto che ci lega a quel giornale storicamente, ma proprio per questo è un giornale con cui noi ci schieriamo ancora di più e proprio per questo abbiamo voluto organizzare questa manifestazione questa sera. Allora, prima di dare la parola ai giovani per alcune domande al direttore, sentiamo un intervento di Mirko Lami. Vi ringrazio, grazie di avermi invitato, grazie di questa presenza. Oggi in fabbrica alla Lucchini è stato fatto un gesto importante. È vero che nello stabilimento il giornale l'Unità, la testata non era presente come è stata presente alla Fiat, come è stata presente alla Magneti Marelli negli anni 60, negli anni 70. È vero però che in quegli anni lì, e quando sono entrato io 26 anni fa in fabbrica, c'era l'usanza di portare l'unità e c'era l'usanza di ritrovarsi, perché a quel tempo la mensa non c'era, per cui tutti i lavoratori, secondo che reparto, qualcuno si fermava alle 8 la mattina, altri si fermavano alle 13 per pranzare tutti insieme, per mangiare un panino tutti insieme, e lì si discuteva con l'unità, si discuteva con l'Avanti, si discuteva e è stato per me e per altri come me è stata una lezione di vita, perché si discuteva dei problemi del lavoro, dei problemi del paese. Oggi purtroppo non è così e qualcuno ha voluto provare a cancellare questo simbolo, questa testata dagli stabilimenti più importanti come la Fiat e come la Magneti Marelli. Fortunatamente un giudice gli ha dato torto, hanno perso e queste testate stanno rientrando nelle fabbriche, anzi in qualche maniera è stato deciso a livello nazionale di provare a fare un'iniziativa di portare questa testata all'interno di più fabbriche possibili, proprio per cercare di ragionare le problematiche che abbiamo, e ne abbiamo tante, perché un sistema Italia come il nostro paese sta attraversando, dove nessuno più comanda, dove nessuno più ha le idee in qualche maniera di come gestire questo paese, perché siamo di fronte al fatto che anche una società che in qualche maniera poteva essere una società medio borghese, dove in una famiglia lavorano marito e moglie, si sta andando verso un sistema in cui anche loro stanno risicando ad arrivare a fine mese, stanno in qualche maniera peggiorando la sua situazione, stanno perdendo la dignità che si ha attraverso il lavoro. Un tempo fa leggevo un libro che raccontava la storia dell'unità, da Ingrao a Veltroni, e lì c'erano tutti i passaggi di una testata importante come questa, dove nel 94 ad esempio c'è stata fatta una forte discussione sulla scala mobile, dove in qualche maniera ci fu un titolo, eccoci. Chissà se fra qualche giorno, fra qualche mese questo giornale avrà la possibilità di scrivere rieccoci, però senz'altro in una situazione come questa, dove ci sono strumenti come internet,
in cui abbiamo perso, perché con internet siamo cresciuti, ma da una parte abbiamo perso, perché io che sono abbonato all'Unità con internet lo leggo io solo, la mia moglie non lo legge, quando gli capita il cartaceo in casa lo legge anche la mia moglie, per cui da una parte abbiamo acquisito ma dall'altra abbiamo perso. E nei posti di lavoro non serve solamente parlare di cosa fa la Juventus e di cosa fanno le squadre calcistiche, ultimamente serve parlare di lavoro perché qui ce lo vogliono togliere. Quando abbiamo un ministro che si permette di dire gli esodati tornino al lavoro, io non so com'è possibile non fischiarli, perché c'è da domandarsi se si fa qualche canna scaduta. Perché bisogna essere in due quando si dice quelle cose lì, perché gli esodati, se si vogliono rimandare al lavoro, bisogna sapere anche che dalla parte là c'è un'azienda che le deve riprendere, e siccome hanno fatto una riforma delle pensioni che non sta in piedi, figuriamoci se gli esodati le rimandano al lavoro. Ecco, allora io credo che un giornale come questo serva in qualche modo a riportare la discussione e a parlare di quello che in questo paese manca. Grazie. Allora, ora passiamo alle domande. Dunque, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei dire... Allora, mi chiamo Sara e sono il segretario dei Giovani Democratici e parlo oggi a nome di tutti loro. Siamo felicissimi di avere qui il direttore dell'Unità e siamo ancora più lieti di essere noi, insomma, a porle queste domande. Siamo a conoscenza del fatto che purtroppo in linea generale oggi i giornali non sono diciamo, il mezzo informativo scelto dai giovani, però noi siamo tutti d'accordo nel dire che seguiamo l'Unità per la sua storia, per i suoi valori, per i suoi ideali che ogni giorno affronta. Certamente non abbiamo vissuto gran parte delle cronache che il giornale ha raccontato nel corso degli anni, però ci sentiamo figli di quelle cronache e in un certo senso vorremmo, con tanta umiltà, essere anche i protagonisti delle vicende future. Ora lascio la parola a Maria che farà la prima domanda. Quando si spoglia l'Unità si percepisce la passione sua e dei suoi collaboratori per il giornalismo, per la politica e le questioni sociali. Che valore ha per lei questo giornale e che ruolo nella società, ma soprattutto in un periodo in cui ci sono tante fonti di notizie? Che cosa significa essere giornalista? Allora, ti ringrazio, io ringrazio tutti voi, ringrazio i presenti, per me è una grande soddisfazione stare qui, oggi è stata una giornata molto bella, l'Unità, vedi, vive se è legata a una comunità. L'Unità è un giornale molto particolare. L'Unità è nata nel 24 in un momento di crisi drammatica del nostro paese ed è nata per essere uno strumento di collegamento, di circolazione delle idee, di battaglia ideale